Stella, Vincenzo, William e gli ultimi ritrovati e non ancora identificati. Un lungo applauso, quasi liberatorio, accoglie nel giorno dei funerali di Stato il lungo elenco delle vittime, tra queste anche il 58enne vicentino Vincenzo Licata, vittime del crollo del ponte Morandi. Le bare sono allineate, su ognuno un cuscino di rose bianche, a fianco i familiari piangono i loro cari. Una cerimonia composta dove tra la folla, fatta di gente comune, familiari, si mescolano le autorità, tra queste rappresentanza del Comune di Vicenza, per il 58enne autotrasportatore, anche l'assessore Matteo Celebron. Una cerimonia commovente, ma allo stesso tempo anche il senso di essere responsabili come classe politica e classe dirigente di qui in avanti per far sì che queste tragedie non accadano più e allo stesso tempo anche la ricerca dei responsabili, che questa volta deve avere dei nomi e dei cognomi ben precisi. 18 le bare presenti, i familiari delle restanti vittime hanno preferito funerali più intimi, ma in questo giorno di lutto nazionale per il Paese un'eventuale polemica è messa da parte. Oggi è il tempo di piangere i propri figli, i propri cari, stringendosi vicino ai tanti angeli, vigili del fuoco, partiti anche dal Veneto, uomini della protezione civile che da quel tragico martedì 14 agosto non hanno mai smesso di scavare. Oggi c'era molta vicinanza alle famiglie delle vittime che erano lì presenti. C'era anche molta vicinanza da parte della gente ai vigili del fuoco che in queste ore, in questi giorni hanno lavorato ininterrottamente per cercare sopravvissuti e dare un nome anche a chi mancava purtroppo.